debuttato hanno salutato il pubblico del gruppo di Agrigento che si chiama Sicilia Antica. Ci potresti raccontare la storia di Sicilia Antica? Beh, il gruppo nasce agli inizi anni 90, ovviamente partecipanti un sacco di ragazzi, chi va, chi viene, però comunque fino ai giorni nostri è sempre stato attivo. E quindi si sposa, fa figli, chi rimane single diventa vecchio e rimane, tante situazioni. Ma come fa un gruppo, ecco, come il vostro a durare tanto? Come si mantiene? Chi ha la passione per il folklore è normale che continua a coltivare nell'arco degli anni e ad alimentare questa passione fino ai giorni nostri. Voi siete qui nel gota, direi, del folklore, perché arrivano gruppi veramente bravissimi e confrontarsi non è facile. Non è assolutamente facile, però lo è per il gruppo folcloristico Sicilia Antica, perché come diceva appunto la mia collega di ballo, il gruppo ha tanta storia, quindi anche il nostro presidente Gioacchino Marrella e il nostro coreografo Stefano Alonge mettono passione, amore, e questo dà tanta solidità al gruppo. Ecco, quindi siamo pronti per qualunque competizione e per qualunque invito arrivi dall'estero. Poi in questi 30 anni è cambiato nei balli, cioè vi aggiornate, cosa succede? Durante l'anno cosa fate? State fermi oppure vi allenate? Assolutamente, abbiamo il nostro coreografo che studia le tradizioni popolari siciliane, caratteristiche soprattutto di Agrigento, e quindi arricchisce il repertorio anno dopo anno. Che bello! Da quanti anni nel gruppo? Io da 2 anni. Ah, ma allora siamo proprio neofiti. Sì. E quindi siamo arci felici. Felicissima, mi sono trovata benissimo, è una famiglia, una seconda famiglia direi. Ho capito. Ci sposeremo nel gruppo? No, è fuori Quando si sta nel gruppo ci si sposa fra di loro. No, è fuori dal gruppo, è fuori dal gruppo. Qual è il gruppo straniero che ti piace di più di questa edizione 2016? La Polonia. Polonia. Il gruppo ti piace di più? La Polonia pure a me. Lasceresti tutto per il gruppo? No. Una domanda un po' difficilotta, però comunque è una passione e quindi c'è da pensarci. Okay. Da quanti anni nel gruppo? Quanti anni? Più o meno quante settimane? 3 settimane. Siamo entrati apposta per fare la sagra. Abbastanza, sì. Ok. Cos'è che ti piace del mandorlo in fiore? Tutto, non c'è niente che non mi piace. Ma c'è un altro gruppo siciliano oltre voi? No. No, siete voi l'Italia? Siamo gli unici. In bocca al lupo. Grazie. Presidente, come va? Va abbastanza bene, insomma. Presidente, da quanti anni? Diciamo le Sicilia Antica sono 27 anni. Presidente, non si è stancato? Mai ha pensato basta, non ne posso più? Assolutamente, perché questi ragazzi mi fanno sempre tornare giovane. Ma quindi... è vero che qualcuno pensa sempre, ma chissà, fa il presidente perché chissà quanti soldi si guadagnano, invece è vero che qualcuno lo pensa? Allora, lo pensavano forse, poi hanno visto effettivamente le cose come vanno e allora... Più avanti si va peggio è so. Sì, allora si figuri che fino a 7-8 anni fa ad Agrigento eravamo 14 gruppi folcloristici, oggi diciamo che sulla carta ne siamo rimasti 7. Che sono sempre troppi, però per la città che ha fatto anche escursioni, non si è andati allora, diciamo che a noi ci manca come continente solo l'Australia. Siamo stati ospiti al Columbus Day per 5 volte in Messico, in Brasile, in Argentina, in Canada. Ecco, arrivate voi pensano subito alla mandorla in fiore, o sbaglio, no? Ad Agrigento. Sì, chiaramente, perché forse siete avvantaggiati, voglio dire. Ma non è che siamo avvantaggiati, però sanno che un gruppo di Agrigento, chiaramente quando va all'estero, arriva un gruppo di qualità. Ma quando è nata? Cioè suo papà, suo nonno, è una cosa che si tramanda oppure è nata con il mandorlo in fiore? È nata per noi con il mandorlo in fiore. Quindi no, siete stati perché suo papà? No, quando noi siamo nati c'era già la festa, perché la festa è da 71 anni che esiste. Se Pirandello ballava? No, secondo me Pirandello lasciamo. Anche Sciascia, perché l'ho visto io. Ma Sciascia forse ha visto qualche sagra sicuramente, ma Pirandello no. In bocca al lupo. Crepi.